Dopo il pareggio col Gozzano e il derby con la Sanremese in settimana, l'Imperia è attesa da un altro derby regionale contro una Lavagnese che ha iniziato il campionato perdendo in casa ad Alvarese la settimana scorsa, gara che comincia a regalare emozioni fin da subito con la Cirignola che ha subito del lavoro dopo poco più di un minuto sull'incursione di Rovido, intervento di quasi ordinaria amministrazione per il classe 2000 che lo straordinario lo referta già 5 minuti più tardi quando è decisamente più complicata la parata sul tiragiro di Lombardi. L'Imperia risponde con due calci d'angolo sul primo al 19esimo, una carambola impedisce a Amara di sbloccare l'incontro, poco male perché su quello successivo il numero 5 questa volta impatta benissimo sul pallone e porta in vantaggio i nerazzurri. 1-0 al minuto 20 e Lavagnese che si scioglie perché prima Lombardi colpisce Amara da buona posizione, poi Di Lauri inventa per Fausto Coppola, numero 10, al volo per il gol che incanala la partita sui binari che fermano a Porto Maurizio, fermata che da semplice tappa diventa capolinea perché prima del duplice fischio un'incursione di Moro diventa un assist per Amin Fatnassi. Il 2004 rientra e col sinistro manda l'Imperio a riposo con un confortante 3-0. Confortante come le immagini di Fabio Molinari che riprendono a documentare la sfida dal secondo minuto del secondo tempo quando tutte le velleità di rimonta degli ospiti vengono frustrate dal destro dalla distanza di Lorenzo Cassata. 4-0 gara virtualmente agli annali. La traversa di Castaldo e la punizione ampiamente fuori misura di Lombardi sono solo cenni di cronaca, così come il tentativo di autogol dello stesso Castaldo a metà secondo tempo vince e convince l'Imperia a 4 gol che fanno il paio coi 4 punti di classifica. Lavagnese che deve cambiare rotta a cominciare dal prossimo impegno casalingo col Bra.